Ma salve, per me oggi è sabato 26 di novembre. Pepe prende il sole, Pippo è nella cuccetta che fa pane e sto preparando il pranzo. Cosa faccio oggi? Allora, oggi, siccome sennò la roba scade e il pollo scade molto velocemente, allora oggi nuggets fritti non fritti con tristi salse. Li farò in forno e le patate le farò in friggitrice ad aria. Adesso devo valutare un attimo. Comunque è una ricettina di HelloFresh che avevo già fatto in passato, però forse non ve l'avevo registrata. Comunque è molto semplice. Qui ho condito le patate con l'insaporitore per carne in realtà e adesso le butto in friggitrice. Questi sono gli ingredienti che servono per questo piatto. E vabbè, poi si taglia il pollo a bocconcini. Devo prepararmi l'uovo e tutto il resto. Comunque il pollo ce l'ho qua, eccolo qua. Poi metto tutto in forno e le salse sono già la salsa aioli, questa qui della Degustabox, della HelloFresh, è buonissima. Io ne ho comprata una al supermercato, ma non è per niente la stessa cosa, è granulosa, la salsa aioli sa di aglio, ok? Ma questa qui di HelloFresh è veramente fatta bene, cioè mi piace proprio il gusto. Quella che ho comprato non tanto. E niente, insomma, questo è il piatto di oggi. Niente, qua c'avevo la scelta, ma ho detto no, faccio questo qua che così faccio questo. Basta, punto, ciao! Pippo. Oggi invece un po' di risotto con la paprika. Di qua c'è il pollo e qua le patate che si sono ormai bruciacchiate. E il mio piattino è questo. In realtà il pollo sarebbe stato da mettere sopra il riso, però vabbè, io l'ho diviso così. Comunque questo è il mio piatto. Franz non è ancora arrivato, io intanto mangio. Se sentite rumore è semplicemente il deumidificatore perché ha fatto umidità su tutti i vetri fare il riso. Ma non solo qua, anche qua e là, umidità ovunque. Le mele che mia mamma ha messo, dai, cos'è, le 11? Le 11 in forno. Sono quasi le 7 di sera. Sono buone adesso. Perché papà le voleva ben cotte. Perché mio papà le voleva ben cotte. È a posto. Illuminata dalla luce del bagno. Modalità pulizia water. Perché? Perché c'è bisogno, a parte quello, perché ho comprato il sedile si chiama copriwater, è nuovo, compatibile con questo modello di water che è il Dolomite Garda. Non ho preso l'originale perché adesso ho visto cosa ha fatto Franz, ha messo l'acqua nel sapone. Non me ne sono resa conto. Ma no, ma mi ha rovinato, ce n'è uno nuovo, vabbè. Ho preso quello non in versione originale perché ho comprato il copriwater con la chiusura rallentata, perché mi capita, non spessissimo, ma mi capita che
che mi scivoli dalle mani e sbatta soprattutto di notte o la sera quando devo fare silenzio. E quindi ho deciso di prendere quello con la chiusura rallentata. Spero però che che vada bene. Oltre ad altre cose, ho iniziato anche questo lavoro del bagno, però non ho più continuato e sono ancora ferma adesso e mi sono fermata, devo editare il video per oggi, per questa sera. Non so se ci riuscirò. No, sì, ci riuscirò a mettervelo online. Una parte è già editato, mi manca ancora una piccola parte, ma insomma dovrei riuscire a editare e caricare tranquillamente per le 8 di sera. Detto ciò, devo ancora anche fare il letto e ho fatto altri acquisti in questo periodo, ovvero una batteria di pentole, ve l'ho detto, forse non ve l'ho detto, o forse ve l'avevo accennato, non lo so. Ho comprato la batteria di pentole dell'Agostina e sono quelle che trovate su Amazon con Cannavacciuolo che le pubblicizza. Ecco, quelle con il manico che si stacca. Praticamente la confezione, il set completo comprende 2 manici e hanno tipo un blocco e vabbè, insomma. Le recensioni sono tutte praticamente ottime, gli unici problemi che ci potrebbero essere è che le pentole si rovinano a forza di attaccare e staccare il manico e il manico potrebbe rompersi, il gancio insomma del manico potrebbe rompersi, ma alla fine così è, però occupano meno spazio rispetto a quelle che hanno i manici integrati, quindi credo sia un'ottima soluzione per il mobile di là in cucina. E ho in mente anche altri acquisti da fare, sempre per organizzare meglio i vari spazi nei mobili, perché i mobili sono quelli, non possiamo cambiarli, quindi devo capire un attimo cosa comprare e andare a cercare. E un altro acquisto che ho fatto, la friggitrice ad aria. Sì, ho deciso di sostituire la vecchia, perché comunque ha 3 anni ormai. E cioè, se penso che vanno tanto di moda adesso, ma 3 anni fa nessuno ce le aveva, ste friggitrici, che non sono friggitrici ma sono dei piccoli forni, dei mini forni, tipo la mini lavastoviglie che ho, ecco, la friggitrice è un mini forno, non è una friggitrice, non so perché la chiamino friggitrice ad aria, perché in realtà non frigge assolutamente niente, è un forno ventilato alla fine. Comunque, ecco, io ormai sono 3 anni che la utilizzo, adesso va di moda, cioè tutti usano la friggitrice ad aria. Va bene, io ci sono arrivata tipo 3 anni fa, ma insomma. L'ho comprata nuova. Tra l'altro ero convinta di aver preso il modello con la temperatura che arriva a 230 gradi. In realtà no. Quello era il modello con il wifi, che però io non ho voluto perché ho detto, ascolta, è inutile pagare di più solo per il wifi. Cosa me ne faccio? In realtà era anche per i gradi. Ho letto le recensioni ed è recensita benissimo come friggitrice, quindi spero di aver preso un modello serio. In montagna il frigo è di fuori. No, l'ho messo a raffreddare i piatti di pasta. La friggitrice in questione è questa. Cosori, non so come... Cosori, boh. Comunque è questa qui. E questo è il modello senza il wifi, sempre da 5 litri e mezzo come la vecchietta. Ecco, bene, adesso vado a fare il letto e vado a fare tutto quello che devo perché ho un casino. Dopo 1000 peripezie sono riuscita a mettere il nuovo copriwatter. Sono diventata matta perché continuava a spostarsi tutto. Oddio, bisogna essere in 2 a fare sti lavori perché in 2 si riesce meglio. Anche perché è molto scomodo avvitare bene. Forse non ho neanche avvitato tanto bene, non importa. Così è, così rimane. Ha il buco un po' più piccolo rispetto all'altro, cioè il sedile qua è un po' più piccolo il buco. Boh, vabbè, comunque vi faccio vedere. Cioè, guardate che magia, si abbassa da solo. Ma che meraviglia è! E non sbatte più. Che meraviglia. Entro mezzanotte magari. Comunque, boh, avrei dovuto metterlo ancora un po' più fuori, ma vabbè. Basta, così è, così rimane.
Peppe, l'ho toccato con le mani sporche di crema. Sporche, profumate di crema. Ciao. Ciao. Dai che sei pulito. Pepe. Gattino. Ciao. Ma guarda che ho la crema sulle mani. E a te non piace? Mm? Buonanotte Pippo. Buonanotte Bu. Prendo questo. Ciao. Io vado. Ciao. Io vado. Ciao.